Il Matera, con i sogni nel cassetto, riprende il triste viatico della lotta per la permanenza. Le due sconfitte consecutive con la Turris e col Brindisi hanno reso di nuovo precaria la situazione di classifica della squadra lucana, che ora si trova di fronte alla stringente necessità di fare risultato contro il Barletta. Secondo i più ottimisti potrebbe bastare un pareggio, ma per stare sicuri ci vorrebbero 2 punti. In questo modo il Matera eviterebbe di giocare l'ultima gara del campionato sul campo dell'Acragas con il cuore in gola. Il Barletta, ormai matematicamente sicuro di aver guadagnato la C1, giocherà in scioltezza, senza particolari problemi di punteggio, il che potrebbe agevolare il compito del Matera, ma per quanto demotivata, la squadra di Corelli non sembra disposta a concedere sconti a nessuno, come ha dimostrato domenica scorsa, mettendo a tappeto una Turris ringalluzzita dalla vittoria rapinata 7 giorni prima al 21 settembre. Per il Matera dunque non sarà facile battere un avversario che potrà giocare con la forza dei nervi distesi, tanto per usare uno slogan pubblicitario. Tuttavia riteniamo che il divario di 11 punti esistente in classifica fra le due compagini si accorci sul piano dei valori e ci spieghiamo. Il Barletta dispone indubbiamente di una intelaiatura tecnica di tutto rispetto, se non l'avesse non avrebbe vinto il campionato in maniera così netta, ma il Matera al suo confronto non è certo una squadra dopolavoristica, tutt'altro. I lucani, al di là della loro classifica, dispongono di numeri sufficienti per stringere alle corde il Barletta, sempre che alle doti tecniche aggiungano una giusta dose di grinta e determinazione. Lo scontro di domenica prossima sarà dunque tra avversari alla pari. Il Barletta ha dalla sua la tranquillità, il Matera il mordente. La partita promette scintille, la signora Lina, passionaria e capo riconosciuto della tifoseria locale, ha chiamato a raccolta i manipoli degli ultrà. Tocca al Matera suonare la carica.